benvenuti ad una nuova diretta New Rant, anche questa domenica, capitolo 3, Ciapa Calghè. Guarda, qua abbiamo anche il cartello, capitolo 3, Ciapa Calghè, una diretta che oggi dedichiamo interamente ai bambini, ai genitori dei bambini, ai nonni dei bambini, insomma a tutta la famiglia dei bambini, come tutte le altre dirette Ignorante, quindi non è cambiato niente rispetto al solito. E niente, quando arriva un nuovo bambino in famiglia è sempre bello, c'è sempre arriva tanta gioia, tanta allegria e soprattutto una domanda per i neogenitori. E questa domanda è la seguente: O signor Unfier, e adesso sa fa. O signor Unfier, e adesso sa fa. O signor Unfier, adesso fa. O signor Unfier. Goda cambia qua perché quella che gola è stretta. Andrò spena finita anche se restano in buletta. In la mia macchina il triciclo il gastano. Andatene catanai sul cumo. Ma scuserò perché in paese girano i bus. Che brutta roba di gonfie vesno spus. Ma son contente la metusa la mamma. Anche se strano già modesta ma la mamma. O signor Unfier, e adesso sa fa. O signor Unfier, e adesso sa fa. O signor Unfier, e adesso fa. O signor Unfier. Gavrò da farla fino a 4 ore di notte. Con divisi in che verranno in pieni in da bot. In pasta di merda per cambiare i panolin. Sa che gammovo fan picca dei visin. Che sarà la suocera classa sempre più play. Tutto quel caffè, le noto ma ste. Ma se t'arò per 2 minuti stu tu umana. Ma di sarà che un fan bene imparo una smana. O signor Unfier, e adesso sa fa. O signor Unfier, e adesso sa fa. O signor Unfier, e adesso fa. O signor Unfier. Tu trilla vasca bella e giuta paga il bagno. E come fiaba quintarollo moragno. Diventerò un aeroplano tutti sir. Perché sto fiogata impara a mangiare verdure. Un sacrificio basta ridersi da sminga. E la Madonna ven si bella un po' rotonda. Una quaisira la mandarem dai nonni. Smurfa la luz mamma e papà e fanno il demoni. Tu sei un altro fier e adesso sa fa. Un altro fier e adesso sa fa. Un altro fier e adesso fa. Un altro fier. Bene, 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 bene. Quindi una puntata dedicata ai bambini, questa, dove avremo un sacco di collegamenti, un sacco di robe fantastiche. Salutiamo un po' di gente. Ciao Gloria, ciao Gianca, ciao Tia. È bello che i Newrant si autoseguono a Vicenza, cioè quella è la cosa bellissima. Saluti a tutti. Direi di partire subito con un collegamento di quelli belli strong, perché avete letto in questi giorni ci sono stati tanti fatti di cronaca, tante notizie che si sono susseguite, ma una più di tutte ci ha colpito. È la notizia di un barbiere che, come sapete, ha portato nella sua bottega il figlio per insegnargli il mestiere, per imparare un po' com'è il lavoro, nonostante il periodo di quarantena, quindi violando qualsiasi tipo di norma, e quindi uno dice il barbiere, il figlio, ma noi abbiamo in collegamento diretto oggi, in esclusiva per tutti voi, la vittima di questa storia. Adesso ve la presentiamo subito, cioè il malcapitato cliente che si è trovato da questi ignobili personaggi. Vediamo se arriva il buon cliente. Vediamo se... buongiorno! Salve. Oops, sorry. Salve. Riporta ancora le ferite, vedo, dell'incidente. Tutte cicatrici, come dici cicatrici. È stata un'esperienza bruttissima. So che un gruppo italiano, i New Rantos, ha fatto una canzone su questa vicenda orribile che mi è successa. Porca vacca. Sì, effettivamente
effettivamente noi abbiamo realizzato una canzone a tema proprio perché era comunque un argomento di cronaca sul quale non potevamo sorvolare, ecco. Io vi ringrazio perché mi sento vendicato che proprio questa vicenda che è successa in Corso Cavour, la via più importante forse di Pavia. È un gruppo di Pavia che mi ha vendicato facendo un pezzo su questa storia che mi vede protagonista. Ma lei di dov'è protagonista? Cioè, perché sento l'accento. Ah, pensavo che insomma sono del Runnershire Ah, certo, certo. Mi ero dimenticato di dirlo perché ed ero un turista. Do you Mm? say turista? Un Sì, sì, turista sì, in visita a Pavia. sì, Ero venuto a mangiare al Micone, sì. che è famoso in tutto il mondo per il suo Micone. Make One, certo, famosissimo. Miku- The Mic One e niente, e a bere il tè, il bubble tea dei cinesi, Certo. tipico di Pavia, e niente, avevo i capelli lunghi all'epoca e mi è Eh, successo, la barba lunga ho tutto ancora qua e poi c'è tutta una cosa che non spoilerò, se no spoilerò il pezzo. certo, allora magari lo facciamo sentire il pezzo, così anche tutte le persone che ci stanno seguendo possono. Sì. Voglio scusarmi in anticipo con il pubblico perché io quando ascolto questo pezzo ho sempre dei ricordi per Sì? cui ho un trauma e mi succede tutto quello, rivivo tutta la vicenda. Per Ah, cui ok, se faccio delle cose strane è per quello. certo. Io la suono, lei si senta libero. The S- Mic s- One. ok, Aspetta, se partiamo così. In Kunstgewerk è una bottega molto un montone da clienti. Fanno la fila per entrare e vengono fuori tutti contenti. In atteggiamento, che guarda caso proprio in che la voce insegna al maestro a quel scavione dal soviet. Al primo cliente della giornata, è un sciurone da Milano. La camisa bella netta e i danè a tre alla mano. Al sassetta in stacca trega, con la barba da tagliare, ma su dà la papagorgia al violetto la sgarblà. Al padre stincorcia e gatira un siofone, ma il più si passa svelte e c'ha il cliente in sal crapone. Oh signor, calma spisa sciur, all'erme piove, gana impara il maste, al Paris al mitlas mangia, beve in da spas, però, gana diventa un barbè. Al povero cliente le resta lì un ciula. La dite, non si preoccupi, però chissà che gnola. E in men che non si dica al fiulot, le belle a tre, che rascia da fatica diventa un bravo barbè. Al metta un po' da sciuma e via contro la meta. Adesso via la mano e il mamma in una lambretta. Ma quando a un bel momento che il partista spunta, al cica la brasa e ignaranca via metà. Al padre stincorcia e gatira un siapo, ma il fiel si passa sbette e c'ha il cliente sa il crapò. Oh signor, calma scusa sciur, all'erme piove ad imparare il mastè, al Paris al mitnos mangia, beve in da spas, però, il gada diventa un barbè. Insomma, sto cliente, al fare un po' stremito, al tisa non fa niente, ma il ganco in sì. E intanto sto barbè, al busa quanto mai, ma guarda te sto fier, al seguita un po' di guai.
al povero apprendista alza proprio più se va, al ciapo sui forbis e comincia un po' a tagliare. Caleva una basetta, la se candeva pieno, ma proprio in quel momento un nureggio che resta in mano. Al cliente si gira e la sconda su tanciacot e te via, nureggio lì, se no tuo padre. Ma was het nou? Oh signor, calma scusa sciur, all'MF nel garden per il masté, al fare i salmi blas, mangia bene da spas, però, il gada diventa un barber. Grazie amici da casa che ci scrivete. Io non riesco a leggere tutti i commenti perché sono un po' ciapà, però grazie per tutto l'affetto, i cuoricini e le manine e tutte le vostre robe. Mi è spiaciuto farle rivivere questa storia, signor. Cioè, ma come si chiama, tra l'altro? Mi chiamo Paolo D'Alessandro. Ma... È una coincidenza. Ah, una coincidenza. Certo. Sono un grande fan del Miquan. Del Miquan. Beh, adesso questa cosa entrerà nella storia del Miquan. Volevo salutare tutti quelli che conoscono l'altro Paolo D'Alessandro. Certo, giustamente. E non capisco dei messaggi che arrivano, però va bene. Paolo 617R. È l'ultimo che vedo, giusto così. Messaggio appunto, quello non capivo. Messaggio in Proprio quello lì. E va bene. Arrivederci. Arrivederci. È stato bello. Salve. Arrivederci. Alla prossima tragedia. Alla prossima. Bene. Allora, Fiore, negli ultimi giorni, nell'ultima settimana, si è sentito un sacco parlare di bambini, cosa far fare ai bambini in questo periodo di quarantena, quali sono le esigenze di questi bambini, c'è chi li vuole far uscire, c'è chi li vuole tenere in casa. Noi abbiamo deciso oggi di utilizzare il nostro spazio per darvi magari qualche consiglio su come gestirli, cioè qualche attività da fargli fare per tenerli impegnati. Naturalmente attività non tradizionali, cioè non come passarli sul gas per addormentarli, quelle che facciamo di solito, ma cose del tutto nuove. Per questo ci colleghiamo adesso, provo a collegarmi, vediamo, provo a collegarmi con Alessandro, che è un guru del gioco di ruolo e che ci racconterà delle belle cose. Vediamolo. Ecco. Oh mio Dio! Ciao mamma! Ciao! Ciao mamma! Sono in live! Sei in live! Come stai? Corri! Ciao, bene, tu come stai? Bene. Com'è la situazione lì? Ma un po', come dire, chiusa. Sì, decisamente chiusa. Vabbè, dai, almeno oggi c'era un po' il sole e si poteva stare sul balcone. Infatti. Possiamo dire quello. Dai. Esatto. Teniamo duro E... migliori. Ciao Matti! Ciao amore mio, che mi saluti, che sei nell'altra stanza. C'è una luce. Sì, sei avvolto da una luce così, divina. Esatto, volevo questo effetto proprio. Ecco. No, stavo giusto dicendo ai nostri ascoltatori che tu sei un po' un guru dei giochi di ruolo e cioè, ti abbiamo contattato perché insomma la tua iniziativa ci piace un sacco fondamentalmente. Quindi se vuoi, allora facciamo un passo indietro. Magari io c'ho il muro, visto che magari chi ci segue non sa manco cos'è un gioco di ruolo. Sì. In 2 parole. Allora, vabbè, tanto ti ringrazio, vi ringrazio tutti Ignorant per avermi invitato. Poi,
Da qui ad essere un guru è una parola molto molto grossa, anche se di 4 lettere. Eh, diciamo che gioco. Detto questo, il gioco di ruolo è un gioco sostanzialmente di interazione e si può anche vedere come una specie di teatro interattivo per chi proprio non sa niente, in cui c'è da una parte una specie di regista, qualcuno che crea una storia e gestisce la storia, e tutti gli altri che sono gli altri giocatori fanno i protagonisti di questa storia e sono spettatori e protagonisti attivi. Quindi sono loro che con le loro azioni, le loro decisioni e le loro interazioni riescono a far evolvere la storia insieme al narratore. Quindi è qualcosa di molto particolare. Non è come un gioco da tavolo dove sei seduto, muovi la pedina. Tu hai un personaggio che crea come lo vuoi te e in Mhm. quel momento tu interpreti quel personaggio. Nella maggior parte dei casi dei giochi, poi ce ne sono tantissimi, però cerchiamo di rimanere sul tradizionale, tipo questo. Ecco, per Così. dire, non facciamo pubblicità. No, no, Non facciamo pubblicità. Quindi l'esempio più classico da cui si può partire è facciamo un esempio. Tutti noi abbiamo visto Il Signore degli Anelli, più o meno, tutti, Mhm. no? Ecco, consideriamo che c'è un narratore, Tolkien, e voi tutti che giocate siete i protagonisti della storia, quindi chi fa Frodo, chi fa Aragorn, eccetera. E siete voi che decidete come andrà la storia. Sarete voi a dire cosa vorrete dire sul momento in base a com'è il vostro personaggio. Se il personaggio avete deciso che è uno che si ferma ad aiutare le persone, Mhm. vedrà una persona in difficoltà e dirà: fermi tutti, questa persona deve essere aiutata. E allora si fermano. Se invece è un personaggio un po' furtivo, uno di quelli un po' tipo Paolo, diciamo, Certo. ecco, un po' losco, allora Gli dà la mazzata finale e lascia lì il povero a terra. e magari prende il portafoglio e scappa, però è decisione sua. No? Certo, certo. E Poi ci saranno delle ripercussioni. successivo, cioè quello che stai portando avanti tu in questo periodo, in cosa consiste? Ecco, allora, in questo periodo, allora, in realtà più di un anno fa siamo partiti, io e alcuni amici, con una pagina che si chiama Genitori di Ruolo, Mhm. trovate su Facebook, che è una pagina per parlare di giochi di ruolo e bambini. E sostanzialmente molti dicono, no, il gioco di ruolo è fatto per grandi, eccetera. Non è vero. Io ho iniziato a 8 anni e se ho iniziato io e ci ho giocato a 8 anni, penso che possono giocarci tutti, ok? Certo. Quindi, essendo che ti permette poi tra l'altro di sviluppare tante belle cose, la socialità, empatia, lavorare insieme, cose del genere, è molto utile anche quando sei piccolo. E abbiamo iniziato a parlare di questo. Abbiamo anche portato alcuni progetti, dopo scuola facciamo giocare i bambini di ruolo, che ci sono dei bei momenti molto intensi. Però in questo periodo dove tutti il nostro hobby generalmente si è spostato sulle piattaforme online, perché è uno di quegli hobby che si può spostare sulle piattaforme online, alla fine ci serve la parola, parlare, interagire, no? Abbiamo detto perché non lo facciamo fare anche ai bambini. Beh, Poi, bellissimo. vabbè, ci son tutte le piattaforme che servono magari un po' di esperienza. Abbiamo detto, ma no, noi giochiamo su Skype, facciamo giocare anche i genitori con i bambini Mhm. e noi, io con altri ragazzi, quindi Luca, Roberto, Omar, Davide, Alessandra, ci stiamo dando da fare e a turno, un giorno a settimana, lo dedichiamo a loro quelle 2 orette facendoli giocare a un'avventura. Chiunque può andare sulla nostra pagina Genitori di Ruolo, iscriversi, scrivere, poi tanto rispondo io, quindi alla fine rispondo io, e li organizzo sui tavoli. Io una volta alla settimana ci sono io che gioco, se ho disponibilità riesco a inserire qualcuno a giocare con me, se no c'è tantissimi ragazzi che sono bravissimi, anche più di me, posso dire. Mhm. Alcuni li ho addestrati io, altri erano già più in gamba. E... Classico dell'allievo che supera il maestro. E quindi niente, riusciamo a farli giocare, si divertono tantissimo e per 2 ore magari sono nella terra di mezzo, magari come sto facendo giocare io, sono in un tempio sperduto tra le Ande alla ricerca di un uovo d'oro. Wow. C'è un posto pieno di trappole zombie
con la tribù di Goblin che ti lancia le frecce mentre corri su un ponte sospeso su un fiume che è una cascata. Bellissimo, Pensa, un, bellissimo. ba- un bambino in quel momento si vede lì e cosa fa? Si gira e taglio le corde del ponte, così i goblin cadono. Non lo so. E tu che sei Ecco. il narratore, diciamo, giusto per far capire bene, devi Mm. adattare in qualche modo la storia a quelle che sono le decisioni, anche d'istinto, d'impulso, fatte dai bambini o comunque dal giocatore, insomma. Esatto, anche perché poi non è che gli facciamo giocare una cosa predefinita, noi abbiamo fatto, diciamo, un piccolo canovaccio, ma a differenza degli adulti che tu riesci già più o meno a sapere cosa andrà a fare l'adulto, dove andrà a ficcare il naso, perché l'adulto è sospettoso, poi dopo non vede tutto il resto, i bambini esplorano delle cose che manco hai idea, una cosa fantastica, e quindi devi essere pronto ad adattarti. Per esempio, c'è il mio amico Roberto che ha fatto un'avventura che stavano cercando una misteriosa cura e alla fine, e stiamo parlando di Dungeons and Dragons classico, quindi simil medievale con la magia a palle di fuoco, in questo momento i suoi ragazzi sono su una base lunare, prigionieri degli alieni. Ma Io ho come detto, Robby, come cavolo è possibile? Non ho idea, però ho detto fantastico. beh, bellissimo, bellissimo. E, ma, Sì, perché poi vabbè, quindi, giusto per ricapitolare, età minima sì. per poter fare la richiesta, come... Allora, abbiamo messo 6 anni. Normalmente noi facciamo giocare dagli 8 anni in su perché tenere i bambini seduti è difficile. Quando sono troppo piccoli devono alzarsi, correre, disfare. Però cioè, anche i 7 anni siamo riusciti. Online riusciamo a fare sessioni di un'ora con i bambini di 6 anni o con i bambini più grandi anche 2 ore, cose del genere. Non andiamo troppo oltre. E poi la cosa divertente è che facciamo giocare anche i genitori, perché veramente i genitori in quel momento hanno la possibilità, a parte di fare un'avventura con i loro figli, che è veramente bello. Cioè, alla fine, invece di essere passivi sul divano a vedere Indiana Jones, sono loro Indiana Jones. Bellissimo. No, no, è una bella Poi vabbè, te lo cosa. sai già. Infatti, vabbè, ovviamente seguivamo già la pagina e ci ha molto colpito sta cosa. Poi, essendo anch'io diventato papà da poco, non vedo l'ora che compia 6 anni, praticamente, e poi faccio la richiesta. Ah, beh. No, te fai la richiesta per giocare con noi, ma poi dopo ti tiriamo dentro e ti facciamo giocare. Aiuto. Se posso dire una cosa Altro che... aggiuntiva, ecco, settimana prossima, sabato e domenica, ci sarà su tutti i canali dei nerdoni come me che giochiamo di ruolo, ci sarà una staffetta di live da sabato mattina alle 10 fino a domenica successiva alle 23. Ci saremo anche noi come genitori di ruolo e faremo, invece di un talk come facciamo di solito sulla nostra pagina una volta a settimana, faremo una sessione di gioco online live con i bambini, una cosa che non ha mai fatto nessuno fino Bello, adesso. bello, bello, bello. Quindi ho anche un pelino paura, però quando il rosso, il mitico Andrea Lucca della locanda, della locanda del Drago Rosso, mi ha chiesto, io ho detto va bene, faccio giocare i bimbi. E boh, abbiamo contattato qualche bambino, ma ha detto, i genitori ovviamente devono essere lì perché sai, siamo online pubblico. Chiaro, sul minore, quant'altro. E sarà comunque a scopo benefico perché, diciamo, facciamo tipo maratona per raccolta fondi per tutte le associazioni di volontariato, gli ospedali, eccetera. Quindi noi diremo, ragazzi, donate, 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 e Bello. intanto ci sarà questa avventura a tema. Bello, bello, bello. Che non Noi si poi passa. questa diretta qua la postiamo nei prossimi giorni anche sulla nostra pagina Facebook, mettiamo poi tutti i riferimenti, tutti i link necessari così chi è interessato, insomma, ha modo di contattarti, ecco. Certo, grazie. Grazie a te. E niente, allora ragazzi, mi raccomando, vi dico solo una cosa, non solo a voi ignoranti, ma a tutti gli altri che ci ascoltate, ci guardate, li guardate,
cantate, giocate e cercate di divertirvi, ma soprattutto fatelo a casa, così almeno state in sicurezza. Bravissimo, bravissimo. Grazie Ale, grazie mille del tuo contributo. Ci vediamo presto, speriamo di vederci presto. No, ti scrivo, giochiamo online, visto che giochi anche tu, Dai. diciamolo. Va bene, Un giocatore, giocheremo online, va bene? va bene, va bene. Ciao Ale, Ciao. grazie mille. Ciao, 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 ciao. Bene, 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 bene. Direi via un collegamento sotto l'altro. Guarda un po', via un collegamento sotto l'altro. Guarda, quando c'è qualcosa di bello, di bello, di nuovo, a me sembra una bella iniziativa. Poi vabbè, appunto, giocando anch'io, mi trovo... Ciao Alessandro, insomma, mi trovo un po'... Tella! Tella! Ciao! Buonasera. Come stai? Benissimo, grazie. Volevo salutare anche Alessandro, bellissima iniziativa. Bellissimo, infatti, guarda, mentre Alessandro parlava, stavo pensando sia a me nel futuro, sia a te con Clara, che ci sarebbe da divertirsi. Io non ho mai giocato, ma non vedo l'ora che diventi grande per provare. Ma anche perché non è una cosa, cioè magari uno associa il D&D piuttosto che il gioco di ruolo alla nerd proprio quadrato. In realtà no, perché cioè, da come ha descritto anche Alessandro, cioè alla fine poi sono i bambini che fanno prendere la strada alla storia, quindi può venire fuori qualsiasi cosa. Tu parti dalla terra di mezzo e poi vai. Infatti, c'è insieme con i bimbi, bellissimo. Puoi viaggiare veramente alla pari con i bimbi senza i limiti della fisicità che il mondo reale ci ferma. Vero, 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 vero. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Invece tu cosa ci racconti? Che ti devo fare una confessione. Ecco. Non ho rispettato il state tutti a casa. No, e cosa hai fatto? Cosa hai fatto? Ho invitato un mio amico a casa. Ma chi è? Sì. Si può vedere? Chi è? Sì. Ma Sì. è una formica! È la formica. È la formica. La formica. È venuta a trovarmi oggi domenica delle Palme, e ha detto non posso stare a casa ed è venuta a trovarmi. Che sai, io sono il suo amico Cicala. Cioè, lapsus cicaliano, ecco. Allora, insomma, se abbiamo il grillo e abbiamo la cicala, direi che quasi quasi possiamo fare una canzone nostra. Sì, è una canzone, ma io avevo anche un aneddoto da raccontare. E vai allora! Sì, non so, allora comincerei così. Savana. Allora c'è la cicala, che sono io, seduto lì all'angolino della strada, che sorseggia e legge il giornale. A un certo punto arriva una zebra. Ciao cicala, come va? Ma guarda, tutto bene, guarda, sono lì, bevo il mio cicchetto, leggo il giornale e se viene il leone gli faccio un culo così. Ma cos'è che oggi mi va così? Va bene. Dopo un minuto passa il coccodrillo. Ciao cicala, come va? Tutto bene, cosa fai? Niente, bevo il mio cicchetto, leggo il giornale e se passa il leone gli faccio un culo così. Perché oggi mi gira così. Però non prendeva. A un certo punto arriva il leone e fa: ciao cicala, com'è che va? Niente, bevo il mio cicchetto, leggo il giornale, qua dico 4 cagate con i miei amici là in fondo. Vabbè. Grande la cicala. Vabbè, a questo punto direi che bravissimo. facciamo ascoltare il Rebelot. Sì, io direi di sì, se questa è la prima canzone che possiamo fare quella lì. Ok. Cosa dici? Aspetta, devo fare così. Ok. Mi si vede? Alla grande. Ok. Vado. Vai. La
formica la laura, tamme un operari, mie da malattia, tanti straordinari, invece la cicala sciupla, parla campagna la carugla, la formica che è buletta, il mutuo da pagare, arriva a fine mese, l'assa non se fa, invece la cicala è la prima, per me proprio di tas, una storia mai cambia. O troppo male va, chissà se è nato vita, se è cicalo, se è formica, se sembra più, o conosce la fatica, se il vento buffa contro la sente, scappo da curga, la scappo da curga, la formica per un esame la perde tutta il dì, la sciuta fa la fila, gaghi va in sì, invece la cicala è la prima, la canta sera e mattina, la formica la va bien, sta attenta all'arba valta, per l'autoveloce, lascia fa la multa, invece la cicala in doppia fila, ci racconta sciur brambila, una storia mai cambia. O troppo domani va, chissà se è andato vita, se è cicala, se è formica, se sembra più, o conosce la fatica, se il vento è buffo contro la pense, la scappo da curga, na 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 na. Na 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 na. La cicala a un certo punto la fini canzone, la fai troppi mal fai, la mette in prison, la formica pensa l'era ora, ma dopo un paio di mesi le farà. Chissà se è entrato vita, se è cicalo, se è formica, se sembra più, o conosce la fatica, se il vento al buffo contro il tapese, scappo da curga, la scappo da curga, la scappo da curga, brava cicala! Grazie! Brava, Sei stato bravissimo! Bella questa della cicala e della formica. bella, c'è anche il pubblico. Sì, mi è piaciuto tantissimo. Bene, bene. Ok Gianca, allora ti saluto perché abbiamo un altro fantastico ospite oggi, facciamo doppietta. Allora un salutone a tutti. Ci sentiamo, buona settimana. Buona settimana a tutti, ciao. Ciao, ciao, ciao. Oh, dicevo, altro ospite perché allora, aspetta che andiamo a cercarlo. Eccoci qua. No, dicevo altro ospite perché appunto raccontiamo cosa possiamo far fare ai bimbi in questo periodo di quarantena. Vediamo un po' se troviamo. Tac, tac. Ci colleghiamo con Isabella. Ciao Isabella. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Ciao. Ciao. Come stai? Tutto bene? Grazie. Tu come stai? Bene, bene. Noi tra l'altro è la prima volta che ci vediamo, quindi piacere, piacere. Da bella. Allora, niente, noi sappiamo di te che fai un sacco di cose, cioè Sì. vulcano di idee praticamente, perché fai teatro, fai laboratori per bambini e fai letture in biblioteca, tra l'altro biblioteca anche a Certo, un sacco di cose. Raccontaci un po', dici un po'. Allora, sì, io principalmente faccio teatro, quindi faccio teatro, ho iniziato studiandolo io, quindi studiando io recitazione,
Poi amo tantissimo lavorare con i bambini e quindi ho iniziato a formarmi per fare teatro con loro. E questa cosa l'ho modulata in tanti modi. Insegno teatro con Scena Veritas, da Pavia, insegno teatro per bambini dai 4 anni in su. Io in particolare ho il corso dei bimbi dai 4 ai 6 anni. Ma sono tipo a scuola oppure che so, attività dopo scuola, cose così? Questo con Scena Veritas è dopo scuola, è un'attività che possono fare come vanno in piscina, fanno teatro, eccetera. Ok. Però faccio anche progetti nelle scuole materne e nelle elementari, se capita. Poi faccio laboratori, chiamiamoli laboratori culturali e creativi, sia nelle biblioteche, per esempio a Certosa, dove leggo storie e poi abbino dei laboratori di manualità, quindi faccio fare dei lavoretti ispirati alla storia che poi loro possono portarsi a casa e si tengono il ricordo fisico della giornata che hanno passato. Sì. Poi faccio a Milano ho un'associazione che si chiama Mini Banda Chapeau insieme a un'altra ragazza che si chiama Bianca Pochetti e noi praticamente facciamo parte di una casa teatrale che è Banda Chapeau che si occupa di teatro per adulti. Noi siamo Mini Banda Chapeau apposta perché intratteniamo i piccoli e a Milano lavoriamo con una serie di ludoteche, spazi gioco e portiamo sempre i laboratori in cui leggiamo storie e poi facciamo i laboratori esperienziali, quindi gli facciamo fare dei giochi teatrali con i quali come si dice, riattraversano le atmosfere della storia che hanno sentito. E poi sempre comunque abbiniamo il lavoretto perché è una cosa che ci piace molto, l'idea che abbiano qualcosa di tattile proprio da portare a casa. Bello, bellissimo, bellissimo. E adesso in questo periodo così di quarantena, fate anche voi qualcosa, diciamo, su magari qualche pagina Facebook piuttosto che YouTube o quant'altro? Sì, diciamo che all'inizio è stato un po', cioè la domanda era come fare a trasportare il teatro appunto insomma, su internet, no? In un modo che non fosse di incontro, perché comunque il teatro è fatto per vedersi, per stare insieme fisicamente, per sperimentare insieme, quindi sembrava difficile. In realtà sono caduta, scusa. Abbiamo trovato... È caduta del tutto. Aspetta che siamo in caricamento. Abbiamo trovato. Vogliamo sapere cosa ha trovato? Aspettiamo. Sa che è saltata del tutto. Caduta. Basta, niente. Non sapremo trasportare il teatro e abbiamo perso del tutto. Vediamo se riusciamo a ricollegarci. Se no rimarremo per sempre con questo dubbio e come si fa? Non possiamo adesso. No, vabbè, a parte, noi sappiamo già la risposta. Poi comunque, come dicevo per Alessandro, poi mettiamo tutti i riferimenti alle varie pagine. sono? Eccoti. Scusate. No, niente. È caduto Capita, sei tutto. incastrata qui. Dicevo che appunto abbiamo trovato una serie di modi grazie a un sacco di pagine Facebook che qui a Pavia hanno dato questa possibilità. Con In Scena Veritas, attraverso il sito del Bambin Festival, la pagina Facebook del Bambin Festival, abbiamo aderito all'iniziativa che si chiama Quarantolerie, in cui praticamente noi registriamo dei video, noi e tantissime altre realtà di Pavia, quindi altre associazioni teatrali di Pavia, associazioni culturali, registriamo video in cui leggiamo storie, oppure per esempio se ci sono magari dei musicisti che cantano delle canzoni, addirittura alcuni hanno filmato dei pezzi di spettacoli e poi le carichiamo su questo sito.
E ogni giorno alle 5, nel weekend doppio appuntamento, i bambini possono collegarsi e vedere quello che è stato caricato in quel giorno. Bello, Sì, cioè almeno si tiene il contatto, cioè in questo periodo si riesce. esatto, perché era proprio quello che non volevamo appunto far sfilacciare i rapporti che si sono creati. E poi c'è un'altra bellissima pagina che si chiama Spazio Gioco a Pavia. Loro sono un gruppo di genitori che stanno cercando di ottenere dal comune la possibilità di avere uno spazio per fare una ludoteca, una realtà che a Pavia non esiste. Di questa Per cosa, esempio, sì. esatto, io e Bianca a Milano lavoriamo con un sacco di ludoteche perché Milano è piena. A Pavia non esistono questi posti. E Spazi. quindi loro, siccome adesso chiaramente è tutto fermo, hanno creato una sorta di ludoteca online, una cosa bellissima, secondo me. E c'è proprio un palinsesto tutti i giorni, dalle 10 della mattina alle 8 e mezza di sera, ci sono delle cose da poter vedere, questo in diretta invece. E Bello. ci sono anche lì sia professionisti, cioè appunto persone di associazioni come noi di Scena Veritas, sia anche genitori che semplicemente hanno voglia di raccontare una storia come la raccontano ai propri figli, anche ai figli degli altri. Quindi è una bella cosa anche di comunità. E invece io e Bianca abbiamo iniziato un progetto molto bello con un'agenzia di pubblicità che si chiama Wunderman Thompson e con la loro pagina Facebook inizieremo una serie di dirette martedì prossimo che dureranno tutto aprile e saranno 2 giorni a settimana, scusa, 3 giorni a settimana, 2 volte al giorno, alla mattina e alla sera. E saranno dedicate appunto, è nata per l'idea di questi genitori di questa agenzia per i figli dei propri dipendenti che sono a casa a lavorare con lo smart working e quindi non possono magari intrattenerli costantemente. E quindi è nata questa idea, ma in realtà è aperta a tutti, perché chiunque si può collegare sulla loro pagina e seguire le nostre dirette. Quindi, Ma lì cosa farete? Leggerete storie o cioè, avete qualcosa in programma? Se si può sì. svelare. Sì, certo, assolutamente. Sì, praticamente noi siamo partiti dall'idea dell'errore creativo, infatti si chiamerà l'ora degli errori, perché siamo partiti dall'idea che un errore non necessariamente deve essere una cosa da cestinare, ma a volte può essere una cosa bella invece dalla quale nascono delle suggestioni nuove e si creano nuovi mondi, tante cose sono nate così. Per sbaglio e quindi abbiamo deciso di creare uno spazio in cui i bambini sono liberi di sbagliare per un'ora, la mattina i più piccoli con me e la sera, il pomeriggio i più grandi con Bianca. E abbiamo praticamente suddiviso le settimane per temi. Il primo sarà la natura, il secondo avremo le scoperte, il terzo l'arte e il quarto l'amore. E ogni giorno di questa settimana leggeremo storie oppure filastrocche oppure ci inventeremo delle storie insieme ai bambini che potranno interagire insieme a noi, useremo pupazzi, travestimenti, quello che abbiamo in casa, perché poi purtroppo molto di quello che avevamo è rimasto chiuso nei nostri spazi che non possono più essere raggiunti, però qualcosa abbiamo. E io farò anche dei lavoretti, appunto io di solito faccio questi lavoretti creativi e faremo con quello che c'è in casa. Io in questo periodo sto usando di tutto, la pasta, il caffè, tutto, quindi perché ci si arrangia. Certo. E la grande ispirazione di questo percorso sarà Gianni Rodari. Noi abbiamo preso i suoi studi, la grammatica della fantasia, tutti i giochi che utilizzava lui, anche perché quest'anno ricorrono i 100 anni dalla sua nascita. E quindi lui sarà un po' colui che ci traghetterà in questo viaggio, insomma. Bello, bellissimo, cioè bellissimo. Grazie Adesso mille. poi, come dicevo per Alessandro prima, noi poi andremo a linkare tutte le pagine che hai detto, tanto abbiamo già tutti i riferimenti, così almeno cerchiamo di coinvolgere più persone possibile. Perfetto, grazie mille. Insomma. Grazie mille Isa, grazie Grazie a di voi. tutto. Ciao, buona serata, buona diretta. Grazie, ciao, alla prossima. Ciao. Cioè, è incredibile, ragazzi, quanta bella roba, quante belle idee ci siano attorno a noi e quindi sono contento che i Ignorant utilizzino questo spazio
per farvele conoscere, magari le conoscevate già più di me, però vabbè. Insomma. Niente, nel caso, se non avete voglia né di fare giochi di ruolo, né di fare teatro, né di fare letture, potete sempre farli addormentare, come con la Nina Nanna del Baluba. Ma perché dormat mai? Taget mi ai scumbui, ciapaki, metali, aghe propri me sono dormi, che domani al papà, al gadanda Laura, e la mamma da là, che ha diritto un po' da riposa. Ma perché dormat mai? Tal di che cura il salotto, che è un casotto, parla niente persino il terremoto, che la nonna dispera, che sa più che roba fa, anche il gatto agita, salta, vede, incomincia a pisa. Ma perché dormat mai? Va in let la fattoria, al cavallo, al animal, ma ti tagne anche un po' ribal. O signor por me, l'endormenta anche la Peppa Pig, dorman Hulk e Spider-Man, dorma Batman con pipistrel. Ma perché dormat mai? Forse mi to capire che da fa, da esplorare, vedet mi sta lì a ronfa, è un mondo lì partì, è un montone da pampers da in pieni, ed in sì di pardì, gnare più se da me, ma il su la riva, forse se tranquillizza, e senza parlare, Isa va un po' in let, papà. E adesso chiamiamo tia, che manca tia, decle tia, te chi tia, dell'altia. Quanta gente oggi, cioè ho parlato più con gente in questa mezz'ora che non in tutta la mia vita. Tia? Dov'è tia? È caduto già tia. È caduto tia, dov'è? Ma ti amati? Ma ti amati? Se ci sei batti un colpo. Stella, eccolo, Stella. Sono collegato? Sì, sei collegato. Cosa stai facendo? Stavo giocando come un bambino. Ah, ok. Giustamente, puntata dei bambini, Mi sono distratto un attimo. Sono tutti un po' bambini, insomma, dai. Come stai, bel bambino? Bel bambino! Bene, sto bene. È stata una settimana un po' pesante al lavoro, però dai, tutto sommato bene, dai. Voi tutto a posto? Tu? Noi tutto a posto, è stata una settimana un po' pesante al lavoro, ma tutto a posto. Immagino. E niente, insomma, ti è piaciuta la diretta di oggi? Molto bella e molto interessante, devo dire, nel senso sono state tante belle idee per affrontare questo momento in cui i bambini purtroppo non possono uscire. Cavoli, no, a me è piaciuto perché comunque sono venute fuori un sacco di idee belline, quindi direi di chiudere con una canzone brutta. Sì, dai, ma una domanda tecnica. Sì. Mi vedi bene? Ti vedo bene? Sì, ti vedo bene. Posto? Sì, sì. Allora. Sì, possiamo iniziare. Molto bene. Aspetta che devo prendere lo spartito. In questo... Sì, perché questa ragazzi non la so, cioè è inutile che andiamo a girarci intorno, non la so, quindi come viene? Perché non so mica che
ne fai? Io mi improvviso anch'io. No, certo, sono io che la so ma questa non la so. Cioè, Io la con so, la macchina tiro fuori qualcosa. cioè, la so, ma non la so. Cioè, Sì, c'è quel no. discorso lì che, cioè, sai com'è. Siamo, dai, va bene. Ciao. E arriva col barbecue, tutti di una tavola, qui canzon da Nino D'Angelo e tutti macchine in la strada, ste vinsi ben fino a 3, ma perché stai all'invasione? Io vi striva da sotto al portic, porca paletta, niente rum, yammeia, yamme veda la Laura, ciapate chi, mettete là, ci tiro a parli cutà, oh signor, ma che dur, sempre leva da mangiare, coppa qua, coppa là, io non anche da parlare, di gente entrambi capare, che da cataile è un piacere, che quel calbutta malamente, d'altronde sembra tutti stessi, se ne sai buon, tra via quei matti, senti pure sparare a Milano, ascolta un stupid che ha ragione, al mondo è pieno da brutte persone. Sapezza po', go fai al cali, pudaro mia scappa da ca, e poi neanche insieme al bacio, basta che tag da no da tra, ma se vina mo, luga barben, e arrivati altri in su un camion, con la pelle negra e tu pirlu, peggio un mo che cuiteron, marsalan, che me veda Laura, ciapata chi, mettete là, ci tiro per l'iguta, oh signor, ma che dur, sempre aveva da mangiare, ahamala, io non anche da parlare, i gente entrambi capare, che da cataile è un piacere, e quel che il butta malamente, d'altronde sembra tutti stessi, se ne sai buon, tra via quei matti, in tutto pure spera da Milano, ascolta un stupido che ha ragione, al mondo è pieno da brutte persone. Al sindical per fa la ronda, pensiona culmi tra in mano, e le d'accordo tutta la giunta, rischiando fa la pendindan, cerca un look, fanno la strada, senza subito che ne monta un brambila in baladane. E dentro il canal giavon, ciula di ciula la, pagnetata che Laura, ciapata chi, mettete là, ci tiro di sistema, oh signor, ma che duro, la più secca da mangiare, né da chi, né da là, io non anche da parlare, i gente entrambi capare, che da cataile è un piacere, che quel che tutta malamente, d'altronde sembra tutti stessi, se mi sai buon, tra via quei matti, che siano pure sta da Milano, e giù la brocca paesanona, al mondo è pieno da bei persone. E poi arriva anche il culato. Bellissimo, bellissimo. Madonna, chiuderei qui questa diretta perché più di così non possiamo in questi giorni. più di così non possiamo arrivare. Grazie ragazzi, grazie a tutti per averci seguiti. Ci vediamo prossimamente. State bene e state in casa. Ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti. Grazie a tutti i nostri ospiti.